E allora eccoci qua, tornati in studio per il nostro angolo del memento, questa nostra rubrica, ormai lo sapete, nella quale aggiorniamo i telespettatori su argomenti che abbiamo già affrontato. Ermanno, questa sera torniamo ad occuparci, possiamo dirlo per l'ennesima volta, delle banche. Parliamo dei risparmiatori, in particolare quelli truffati, tra virgolette, dalle banche popolari venete, che sono state decine di migliaia, che hanno avuto una parte diciamo rimborsata, ma che però insomma intanto non sono stati rimborsati tutti, soltanto diciamo quelli che avevano risparmi più bassi, che avevano un reddito molto basso, ma le aziende non sono state rimborsate, quindi la truffa è tutta in atto. Poi naturalmente grazie alle associazioni siamo riusciti, anzi sono riuscite loro a recuperare una parte del credito e di conseguenza di ridistribuirlo, e con noi abbiamo un esperto, perché torna da Roma, che ha avuto un incontro col governo. Certo, lo presento per i telespettatori che sono a casa, lo ringrazio per essere qui. Abbiamo Luigi Ugone, buonasera. Buonasera Ugone, presidente dell'associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza e in Veneto Banca. Ecco, quindi voi siete una delle associazioni che da subito si è adoperata, diciamo tra virgolette, per tutelare i tanti risparmiatori che sono rimasti travolti, rovinati spesso. Sì, la nostra associazione è nata, siamo tutti volontari, questo ci sottolinea la cosa, perché non tutte le associazioni sono fatte di volontari, molti sono professionisti. La nostra è una delle poche associazioni di volontari e siamo l'associazione più grande d'Italia per quanto riguarda il risparmio e i risparmiatori. Abbiamo oltre 3.000 associati. Ci siamo fatti una storia, ci siamo fatti un nome grazie anche alle battaglie che abbiamo portato a casa, ai risultati che abbiamo portato a casa, perché come avete detto voi, come ha detto il professore, nel territorio qualcosa è tornato, ci sono bruciati miliardi di risparmio, ma 1,3 miliardi qualcosa è tornato indietro, insomma. Noi ci siamo dati da fare il più possibile. È vero che le imprese non sono state rimborsate, però insomma le persone fisiche, indipendentemente dal reddito, fino a un massimo di 100.000 euro hanno riportato a casa qualcosa. 1,3 miliardi che è caduto nel territorio non era mai successo nella storia d'Italia che così tanti soldi arrivassero al nord-est e soprattutto in Veneto, insomma, quindi ci freggiamo il petto di qualcosa di buono ancora. Non è perfetta, non è una legge ottima, abbiamo fatto un lavoro pieno, però per noi è stato un lavorone da 8 anni a sta parte. Certo, un passo avanti verso l'equità. Ma è andato a Roma per fare che cosa? Sono andato a Roma la settimana scorsa, sono sceso a Roma per un motivo fondamentale, che era quella parte di processo che c'è in penale, in Corte di Cassazione, che poi è finito per un pezzo per quanto riguarda i sequestri all'interno della Corte Costituzionale, per vedere se era legittimo o meno legittimo, costituzionale o meno costituzionale, il sequestro che è stato fatto dei beni per i condannati della Banca Popolare di Vicenza. Restiamo in attesa di una risposta dalla Corte Costituzionale, dopodiché la palla ripasserà per il processo in Cassazione. Noi su questo siamo fiduciosi, perché ad oggi abbiamo ottenuto 2 sentenze a noi favorevoli, che dichiarano che all'interno di quella banca c'erano giochi non completamente puliti. Questo ha dimostrato che noi non siamo degli speculatori, come qualcuno ha cercato di accusarci nelle prime ore del crack della banca, un governo in particolare, se mi permettete di dirlo, quello Renzi. Questi processi e queste condanne hanno dimostrato che noi siamo delle vittime, che nel sistema nessuno sapeva, neppure Banca d'Italia, figuratevi se potevamo saperlo noi. Quindi, e questi processi sono stati molto importanti per questo motivo, sono stati molto partecipati, più di 10.000 parti civili a Vicenza e altre migliaia in Veneto Banca. Questo è stato molto importante, perché appunto nei libri di storia, quando ci sarà la sentenza definitiva, ci sarà scritto che c'è un colpevole, e questo è fondamentale, resterà nella memoria di tutti. Nella battaglia che abbiamo fatto abbiamo portato i CDA più potenti del Veneto e tra i più potenti d'Italia in tribunale, una cosa che sembrava impossibile. Quindi per noi anche questo è un risultatone, oltre al 1,3 miliardi che abbiamo portato a casa fino adesso. Bene. Dopodiché ho incontrato anche un viceministro a Roma. E cosa dice?
dice e conferma che il restante residuo FIR, i 200 e rotti milioni che erano rimasti, perché la legge prevedeva 1,5 miliardi di massimo stanziato rimborsabile ai risparmiatori delle banche venete, bene, quei 200 milioni sono stati assorbiti a risparmio dello Stato, sono andati all'economia, quindi non sono più disponibili per i risparmiatori. Quindi li hanno rubati i risparmiatori, li hanno riassorbiti, sì, li hanno devono essere, sono gli avanzi che devono essere ridistribuiti equamente tra tutti quanti quelli che avevano diritto, sì. E invece lo Stato se li è presi. Esatto, le dico, paghiamo, ed è giusto dirlo, paghiamo anche dell'ignoranza su questa vicenda, perché lei si ricorderà bene che all'inizio la norma prevedeva, e noi l'abbiamo scritta la norma, quindi siamo esperti per quel motivo, la norma prevedeva che ci fosse un rimborso iniziale del 30% fino a un massimo di 100.000 euro. Se qualora all'interno del 1,5 miliardi messo a disposizione ci fosse stato un risparmio, si sarebbe potuto aumentare il rimborso. Questo è successo, purtroppo non tutte le associazioni erano d'accordo su questa linea che noi avevamo preso e che era la traduzione letteraria della norma poi, no? E questo ci è costato un ritardo, ci è costato il fatto che poi alla fine, quando abbiamo fatto pressione sul governo, ci è arrivato un altro 10%, quindi siamo arrivati a un 40% di rimborso. Però questo andare sparpagliati ha permesso di perdere tempo, e questo perdere tempo ha portato alla fine dell'anno che nel bilancio siano rimasti ancora dei soldi e sono stati assorbiti. Lei pensi che noi abbiamo dovuto fare più di 1.500 messe in mora al governo, perché appena prima che ci desse il restante 10% noi abbiamo fatto una messa in mora. Quando il governo ha visto tutta questa pressione ha ceduto la mano in un ulteriore 10% che è stato il 40% che abbiamo poi raggiunto. Se tutte le associazioni fossero state unite su questa linea, se tutti avessero letto la norma come andava letta, secondo me oggi avremmo avuto più del 40% e quei 200 milioni sarebbero stati non assorbiti dallo Stato a risparmio, ma sarebbero stati distribuiti, perché saremmo arrivati in tempo. Purtroppo non siamo arrivati in tempo e qualcuno a Roma, visti i tempi, se possono. Roma ladrona. Prego. Certo, ecco, senta Uone, qui in questa settimana a Roma hanno dato il via libera alla costituzione di una nuova commissione di inchiesta parlamentare sulle banche, che si occuperà di banche ma anche di finanziarie e anche di assicurazioni, e nel dettaglio una commissione di inchiesta che dovrà, tra virgolette, vigilare sul corretto comportamento del sistema bancario nei confronti dei risparmiatori. È una cosa che serve veramente? Allora, io vi ringrazio per la domanda e vi do una risposta scomoda. Mi dispiace per la vostra televisione, io devo darvi una risposta scomoda. Tutto serve quando se ne parla di questa vicenda, perché più se ne parla e meglio è, però bisogna fare informazione e non pubblicità, secondo me. Il mondo bancario italiano ha bisogno di essere monitorato meglio e in maniera più approfondita, perché se il CDA di Banca Popolare di Vicenza è riuscito a mettere nel sacco anche Banca d'Italia, questo non fa bene alla visione che si dà del mondo bancario italiano. Dopodiché voglio dire anche che le due commissioni che ci sono state fino adesso, partendo inizialmente da quella Casini, omen nomen, mi dispiace per il senatore Casini, ma a noi ha portato gran poco, anzi i documenti che sono lì dentro sono rimasti segretati, quindi se fate una commissione, se si fa una commissione, se si vuole fare informazione, il professore lei me lo insegna, è come professore lei insegna, quindi l'informazione va data e va diffusa perché abbia un'utilità. Se viene segretata non serve più a niente, ma voglio essere fiducioso, voglio lanciare una sfida a questa commissione, lo lancio da questa trasmissione e dico che se vuole fare qualcosa di buono e vigilare, io gli segnalo le due LCA, cioè le due liquidazioni coatte amministrative che stanno gestendo i beni che sono rimasti all'interno delle due banche, Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Io faccio un esempio su Veneto Banca: avevano dichiarato di chiudere il passivo, lo stato passivo, qualche anno fa, lo hanno dichiarato i commissari, così non è successo, cioè non sono stati in grado di fare ciò che hanno promesso di fare, scrivendosi anche una data, quindi
e stanno vendendo, secondo noi, in maniera, anzi secondo me, mi prendo questa responsabilità, siccome ho fatto degli esposti alla Procura della Repubblica di Treviso sulla questione, in maniera poco chiara, poco trasparente, vendendo e svendendo attivi anche ad un euro. Su tutto posso farvi un esempio molto, molto importante, che è una statua di Amore Psiche comprata dalla banca per 500.000 euro, valutata dalla liquidazione 68.000 euro, poi per fortuna è andata in asta e è venduta a 1,2 milioni. Questo è successo sulle opere d'arte, sulle partecipazioni, cioè sulle partecipazioni azionarie che aveva la banca dentro, cioè sulle quote azionarie di altre società che possedeva la banca. Questo non è successo e noi ci siamo trovati, ad esempio, a vedere chiusi dei debiti di imprenditori milionari del nord-est a poche manciate di milioni quando valevano decine di milioni, okay? E questi signori poi hanno fatto degli affari dove hanno incassato ancora di più, grazie ad aver chiuso questi debiti, grazie alla LCA, grazie ai commissari, ma partecipazioni di altre società a Puglia Pronto Prestito, posso dirne Palladio Leasing, posso dirne Palladio Finanziaria, posso dirne un sacco, okay? Dove noi abbiamo visto che a Puglia Pronto Prestito è venduta a 1 euro, poi messa in bilancio da chi l'ha comprata a molti milioni di euro. Secondo me lì la Commissione ha qualcosa da fare. Lo dico ai parlamentari veneti, okay, che di sicuro ci guarderanno, anche se adesso che sto dicendo questa cosa magari abbassano il volume per non sentirla, che se ci vogliono invitare noi le carte gliele portiamo, io ci metto la faccia come ce l'ho sempre messa, perché sono un volontario, queste cose le faccio perché ci sono stato preso dentro, ma perché è anche ora di finirla. È ora di finirla, di giocare con la pelle di un popolo, parlo quello veneto, parlo da veneto perché lo conosco, che si è dato da fare per tirare su 2 banche che erano una ricchezza per il territorio, certo, che avevano all'interno delle ricchezze e che adesso probabilmente non stanno queste ricchezze per essere gestite così come devono essere gestite. Vi dico solo che Banca d'Italia sulla questione mi ha risposto dicendo: grazie degli esposti che stai facendo, ma siccome a te risparmiatore probabilmente da queste liquidazioni non arriverà niente, fatti gli affari tuoi. Bene. Questa è la risposta che mi è arrivata, ecco, in soldoni, tra tutte le risposte, me ne ha scritte 2 o 3, insomma, in soldoni. Noi non molliamo, professore, e ho presentato un altro esposto in Banca d'Italia quando sono sceso per andare dal vice ministro Leo. Quindi. Ma è giusto che sia così. Grazie. Non si può lasciar perdere queste cose, perché noi abbiamo grande rispetto dalle banche, ma le banche devono rispettare i correntisti, e questa è una cultura che non c'è in Italia, ma forse anche nel resto del mondo, perché i soldi fanno sempre molto, diciamo, attraggono molto. Grazie del tuo intervento e ci vedremo prossimamente, perché quello che è importante è capire se il capitale del presidente della Popolare di Vicenza, Zonin, veramente riuscirà a essere, diciamo, ridistribuito a coloro che hanno lasciato i soldi per niente in banca. Grazie. Grazie mille. Grazie a Luigi Ugone, allora presidente dell'associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza Veneto Banca. Torneremo sulla questione, aggiorneremo. La nostra rubrica del Memento serve proprio a quello, quindi quando ci sono delle novità noi siamo ben felici di poterla ospitare. Bene, un attimo di pubblicità per voi che siete a casa, poi arriviamo subito, a tra poco. Grazie.